ma adesso lavoriamo anche per il Benvenuta a Zero Branco. Grazie. Anche oggi strette di mano, sorrisi e la vedremo così per i prossimi 3 mesi. Alessandra Moretti in tour parla, ma soprattutto ascolta e per la prima volta sbarca in provincia di Treviso, una lunga giornata nella Marca partendo da Zero Branco. È proprio bella come la vedo in televisione. Sì, insomma, dai, andiamo. Forza, coraggio. Grazie, sosteneteci che abbiamo bisogno. E qui nella terra di Zaia trae una considerazione. Oggi il cittadino vuole che la politica faccia le cose e quindi dalle parole, dai propositi dobbiamo passare alle azioni concrete. Terra di Zaia sì, ma anche di Simonetta Rubinato, la deputata democratica, già sfidante e piuttosto arrabbiata di Moretti alle primarie, oggi protagonista di una nuova polemica interna per aver sottoscritto l'emendamento per il Veneto a statuto speciale, con tanto di apertura a collaborare proprio con Zaia, bufera nel PD Veneto. L'onorevole Rubinato è una persona che ragiona, una persona intelligente, no? Ne ho parlato in più occasioni, non ha nulla da spartire con me politicamente, però è altrettanto vero che se tu sei veneto e il sangue è veneto nelle vene, non puoi dire che questa terra non merita l'autonomia. E per rincarare la dose, io spero che riesca a convincere molti del PD a votare il provvedimento. e questo appunto è Zaia al lavoro a Palazzo Balbi. Come la prende la prima invasione di campo, la sua Marca trevigiana da parte della Moretti? Ma no, guardi, il Veneto è di tutti, è dei veneti, dei non veneti, di tutti quelli che si comportano bene. E comunque se la Moretti oggi era in provincia di Treviso, Zaia ieri sera era a Vicenza, città dell'avversaria. In Basilica con Monsignor Vescovo e tutta una serie di imprenditori, fra l'altro ho visitato tutti gli scavi di Vicenza sotto la Basilica, stupendi, scavi archeologici, invito tutti ad andare a vederli. Altro che feudi territoriali, insomma, il Veneto, come dice Zaia, è aperto a tutti.